e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Gesù, Maria, vi amo. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi ha preso, Signor, mia gioia e mio amor. Oh Signore, che scrudi il mio cuore, dal maligno mi salvi il tuo amor, al tuo santo altar. Mi ha preso, Signor, mia gioia e mio amor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso A Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dona al tuo popolo, Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Re. Nell'anno 9 del regno di Sedacia, nel 10° mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'11° anno del re Sedacia. Al 4° mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i Caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba.
I soldati dei Caldei seguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedacia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedacia, lo fece mettere in catene e lo condussero a Babilonia. Il 7° giorno del 5° mese era l'anno 19° del re Nabucodonosor, re di Babilonia. Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedavamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni i nostri oppressori. Cantateci canti di Sion. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: Guardati bene dal dirlo a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se vuoi puoi purificarmi. Carissimi, la richiesta di guarigione fatta dal lebbroso contiene la sincerità di chi sta male e non trova altra salvezza se non in Dio. Il lebbroso, dopo aver conosciuto la malattia incurabile a quel tempo, comprese il senso della vita e l'esigenza di non abbattersi. Infatti, in questo episodio mostra molto coraggio nell'affrontare Gesù,
considerando che i lebbrosi erano obbligati a vivere lontano dalle città perché immondi. Per questo chiede espressamente la guarigione, cerca la liberazione dalla tremenda lebbra e spera nella sua salvezza. Il racconto conciso del Vangelo quasi inserisce il lebbroso tra la folla che cercava Gesù. Si comprende però che si tratta di due momenti successivi e la punteggiatura separa la presenza della folla all'azione del lebbroso che si avvicinava a Gesù. Sarebbe sbagliato immaginare i due fatti in una sola circostanza, perché ai lebbrosi era vietato di avvicinare i sani. Comunque, le persone sarebbero scappate da lui per non contaminarsi. In questa tradizione della Bibbia si è inserita la parola purificarmi. Nella versione della CEI del 1974 è scritto sanarmi. Sono due termini simili, tutto sommato, il significato riconduce ad una liberazione dalla malattia, ma il termine sanarmi esprime con maggiore espressività la guarigione donata al lebbroso. Il lebbroso chiese a Gesù di guarirlo. Certamente si riferiva al corpo e non tanto all'anima. Infatti, la risposta del Signore indica la guarigione. Lo voglio, sii sanato. Poteva essere purificato nell'anima e non nel corpo. Gesù lo guarì perfettamente nel corpo. L'anima fu toccata dalla grazia e da quel momento iniziò una nuova vita per l'uomo risorto. Ogni persona patisce una forte umiliazione quando si trova in uno stato di sofferenza, soprattutto quando viene colpita dalla malattia. Conosce la sua fragilità e la transitorietà della vita in questo mondo. Si considera incapace di vincere o di sopportare con pazienza un malessere. Proprio nella malattia l'uomo scopre Dio. Non gli resta altro a cui rivolgersi per guarire. Quando la persona è debole e non ci sono altri modi per superare la malattia, si accorge di essere limitata, scopre l'inutilità della magia occulta, dell'oroscopo, della vita dissanata. Tutto questo può solo peggiorare la vita fisica e spirituale. Purtroppo, solo nella malattia, anche leggera, ci si conosce meglio e si percepisce di più la presenza di Dio. A volte la malattia è accompagnata dalla convinzione di impurità. I familiari e i conoscenti percepiscono non tanto la vera causa, ma collegano la sofferenza ad uno stato di immoralità. Questa era la convinzione degli ebrei e i lebbrosi dovevano restare lontano perché considerati immondi. E nella versione della Bibbia del 1974 troviamo un'espressione più appropriata sulla presenza del lebbroso vicino a Gesù. Ed ecco venire un lebbroso e prostrarsi a lui dicendo, questa frase vuol dire si trovava lontano e si avvicinò verso Gesù. Tanti erano i lebbrosi che vivevano fuori città.
questo ha trovato il coraggio di chiedere al Signore la guarigione perché animato da una fede sincera verso Gesù. È importante chiedere con fede e umiltà. Queste due caratteristiche sono indispensabili per pregare bene. In questo episodio si nota che la malattia non viene da Dio. Lui ci ama infinitamente e non gioisce quando i suoi figli soffrono, ma la può permettere per un bene maggiore. Gesù vuole il nostro bene, rimane nel tabernacolo per donarci la sua grazia e risolvere i nostri problemi, anche se spesso i tempi si prolungano per la cattiveria di chi non ci ama. Anche se il miracolo al lebbroso indica la sua guarigione, è bene ricordare che è più importante la salvezza eterna. Buona preghiera a tutti. Signore, di spighe indori i nostri terreni ubertosi, mentre le vigne decori i grappoli gustosi. Salga da questo altare l'offerta te gradita, non il pane di vita e sangue salutare, nel nome di Cristo uniti. Il calice e il pane ti offriamo per i tuoi doni elargiti. E Padre ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta te gradita, non il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, la nostra offerta, questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi perché tutta la nostra vita sia ben accetta alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Egli è la parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per l'opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquisitarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo,
fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventi per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spesò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santa Benedette, San Luigi Orione e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, Che sei nei cieli, sia sia santificato il tuo santificato nome. il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca sgorgerà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Se la strada si fa oscura, spero in Lui mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai. Nella sera rendo grazie e tu sempre ascolterai. Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Gesù mio,
Credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. San Michele Arcangelo, Difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e l'insidia del demonio, che Dio lo scaccia spudorevolmente, scongiura sia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che perdizioni dell'anima vanno girando per il mondo. Preghiamo. O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. A ricordo degli avvisi, dal lunedì al sabato alle ore 9:30 Santa Messa, a seguire il Santo Rosario. Ore 15 la Coroncina della Divina Misericordia, ore 16 Vespro, ore 18:30 Santo Rosario Madonna Guadalupe. Ricordo tutti venerdì sera, ore 21, la Messa di Guarigione. Domenica le messe saranno due, una alle ore 10 del mattino e una alle ore 17. Ricordo il lunedì sera ore 21 le preghiere di guarigione e liberazione. Mercoledì sera ore 21 la messa di guarigione per i soli volontari. Però è tutto in diretta. Bene, anche da casa pregate con noi, uniti spiritualmente. Leggete tanto la catechesi che servono a crescere spiritualmente. Ricordo il pellegrinaggio a Chiampo sabato 4 luglio. Non andiamo a Chiampo, andiamo a un altro santuario, perché non si può andare a Chiampo. Poi spiegherò i motivi. Stasera dirò dove si andrà. Bene? Poi preghiamo tanto per tutti i sacrilegi che si stanno commettendo in tutte le chiese, abuso dell'Eucaristia, eccetera, eccetera, contro Gesù Cristo. Bene? Tutti i sacrilegi si stanno compiendo in questi mesi. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera dei volontari dell'Associazione. Ti ringraziamo, Santa Madre di Dio, per il dono prezioso che ci hai dato, l'Associazione Nostra Signora di Lourdes, luogo dell'amore e della liberazione,
nata dal tuo cuore traboccante d'amore per tutti i sofferenti nell'anima e nel corpo. Per questo ti preghiamo, o Vergine Santissima, insegnaci ogni giorno a servirti in questa associazione, con umiltà, con amore e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai tuoi desideri, per la gloria di Dio e per la salvezza eterna delle anime. Vergine Santissima di Lourdes, aiutaci a diventare veri apostoli del tuo amore. Amen. Salve, o Regina, di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Iniziamo la recita del Santo Rosario uniti alla cordata spirituale, secondo le intenzioni del cuore immacolato di Maria, ricordando che la Vergine Maria a Maracaibo disse: ogni volta che pregate il Santo Rosario mi offrite 50 rose di amore per le Ave Maria e 5 rami di felce per i Gloria al Padre, che io intreccio in una corona e che presento intercedendo per voi davanti al trono del Padre Celeste. Gli anelli della catena del Rosario rappresentano le preghiere della vostra vita offerte a Dio con amore. Preghiamo per la Santa Chiesa fondata da Cristo, per le intenzioni di Pino e per la sua protezione, per gli agonizzanti della giornata, per le anime del purgatorio, per la conversione di noi miseri peccatori, per i carcerati, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la nostra associazione, per tutti gli ammalati, infermi e tribolati, per i giovani, per tutti i bambini del mondo, per la pace nel mondo, per la nostra Italia, per le persone che lavorano e hanno poco tempo per pregare, per le persone che si affidano alle nostre preghiere, per le vocazioni maschili e femminili, per i sacerdoti e le suore di Escorial, per le suore di Santa Rita e di Santa Chiara da Montefalco, per i bambini mai nati, e preghiamo la Vergine Santissima affinché fermi tutti i terremoti, le guerre e l'invasione islamica in Italia e in Europa. E supplichiamo la Vergine Santissima affinché debelli questa pandemia del coronavirus. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio, che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli,
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, accresci in noi la fede, la speranza e la carità. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Meditiamo i misteri dolorosi. Nel primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nell'orto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo, Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Vergine addolorata d'Escorial, Prega per noi. Madonna di Lo, Prega per noi. Madonna di Lo, Prega per noi. Madonna dal Cuore d'Oro, Prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per San noi. Luigi Orione, Prega per noi. Nel secondo mistero doloroso si contempla Gesù è flagellato e insultato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Vergine addolorata di El Escorial, Prega per noi. Madonna di Fatima, Prega per noi. Madonna di Lo, Prega per noi. Madonna dal Cuore d'Oro, Prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione. Prega per noi. Nel terzo mistero doloroso, Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo, Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
o Maria, concepita senza peccato originale. Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Nostra Signora di Fatima, Prega per noi. Vergine addolorata d'Escorial, Prega per noi. Madonna di Lo, Prega per noi. Madonna dal cuore d'oro, Prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione. Prega per noi. Nel quarto mistero doloroso si contempla Gesù sale al Monte Calvario carico della pesante croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato in ogni momento Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Vergine addolorata di Escorial, Prega per noi. Madonna di Fatima, Prega per noi. Madonna di Lo, Prega per noi. Madonna dal cuore d'oro. Prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione. Prega per noi. Nel quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Nostra Signora di Fatima, Prega per noi. Vergine addolorata d'Escorial, Prega per noi. Madonna di Lo, Prega per noi. Madonna dal Cuore d'Oro, Prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Recitiamo una decina in suffragio delle anime sante del Purgatorio. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. sia lodato, ringraziato in ogni momento, Il Santissimo e Divinissimo Sacramento, Madonna del Suffragio, prega per loro, San Giuseppe, prega per loro, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo per il Papa, per la Chiesa, per ottenere le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Litania Santa Maria della Liberazione. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria della Liberazione.
prega per noi. Santa Maria della Vittoria, Prega per noi. Santa Maria su cui si è posata la potenza dell'Altissimo, Prega per noi. Santa Maria più valente di Estere e Giuditta, Prega per noi. Santa Maria il cui figlio ha schiacciato la testa a Satana, Prega per noi. donna vestita di sole, invulnerabile agli attacchi di Satana, Prega per noi. Santa Maria che ci proteggi contro il dragone furioso, Prega per noi. Santa Maria rifugio dei peccatori, Prega per noi. Santa Maria liberatrice e salute degli infermi, Prega per noi. Santa Maria speranza dei disperati, Prega per noi. Santa Maria che hai fatto esultare San Giovanni Battista nel seno materno, Prega per noi. Santa Maria protettrice delle donne incinte e delle partorienti, Prega per noi. adesso rispondete: Vergine Maria liberaci Vergine Maria, liberaci. dal potere e dalle tentazioni di Satana, Vergine Maria, liberaci. dalla seduzione degli idoli e dalle false dottrine, Vergine Maria, liberaci. dalle possessioni diaboliche, Vergine Maria, liberaci. dalle illusioni pericolose e dallo spirito del male, Vergine Maria, liberaci. dagli operatori dell'occulto, Vergine Maria, liberaci. dai patti satanici che Vergine rendono Maria, schiavi, liberaci. dall'idolatria, dallo spiritismo e dal satanismo, Vergine Maria, liberaci. dalle sette, dall'occultismo e dalle società segrete, Vergine Maria, liberaci. dagli inganni, dalla divinazione e dalle false predizioni, Vergine Maria, liberaci. dalle visioni fasulle e dai sogni ingannatori, Vergine Maria, liberaci. da ogni maledizione, Vergine Maria, liberaci. dai malefici, da ogni pratica occulta, Vergine Maria, liberaci. da ogni spirito di morte, di suicidio, di omicidio, Vergine Maria, liberaci. dalle malattie di origine malefica, Vergine Maria, liberaci. dai flagelli devastanti, Vergine Maria, liberaci. dalla fame, dalla violenza e dalla guerra, Vergine Maria, liberaci. dagli incidenti mortali, Vergine Maria, liberaci. dalle malattie contagiose, Vergine Maria, liberaci. dalla sterilità, Vergine Maria, liberaci. da ogni minaccia contro i bambini nel grembo materno, Vergine Maria, liberaci. dai parti difficili, da ogni trauma infantile, Vergine Maria, liberaci. dalle perversioni che minacciano i bambini, Vergine Maria, liberaci. dall'angoscia dell'anima e dai mali fisici, Vergine Maria, liberaci. dai mali ereditari, Vergine Maria, liberaci. dalla scomparsa misteriosa di persone care, Vergine Maria, liberaci. dai blocchi mentali ed affettivi, Vergine Maria, liberaci. dall'impietà, Vergine Maria, liberaci. dall'ateismo e dalla cultura di morte, Vergine Maria, liberaci. dalle tentazioni contro la fede, Vergine Maria, liberaci. dalle comunioni sacrileghe, Vergine Maria, liberaci. dalla disperazione e dallo scoraggiamento, Vergine Maria, liberaci. dallo spirito di paura, Vergine Maria, liberaci. dalla tiepidezza nel servizio di Dio, Vergine Maria, liberaci. dallo spirito di orgoglio e di dominazione, Vergine Maria, liberaci. dall'ostinazione nel peccato, Vergine Maria, liberaci. dal peccato contro lo Spirito Santo, Vergine Maria, liberaci. dal rifiuto di perdonare i nemici, Vergine Maria, liberaci. dai pensieri di odio e dai pensieri impuri, Vergine Maria, liberaci. dagli inganni del diavolo nell'ora della morte, Vergine Maria, liberaci. dalle sofferenze del purgatorio, Vergine Maria, liberaci. dalla dannazione eterna. Vergine Maria, liberaci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Esaudiscici, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Signore Gesù Cristo, vincitore della morte, Ascoltaci. Cristo, vincitore di Satana, Esaudiscici. Spirito Santo liberatore, Ascoltaci. Spirito Santo consolatore, Esaudiscici. Dio Padre onnipotente, Ascoltaci. Dio Padre onnipotente, Liberaci dal maligno. o Maria concepita senza peccato, Prega per noi che ricorriamo a te, prega per noi Santa Maria della Liberazione. affinché siamo liberati da tutte le tribolazioni. Preghiamo. Ti lodiamo, Padre, per il tuo amore, per la tua misericordia e per la tua potenza, per la vittoria del sangue dell'agnello, tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Ti lodiamo per nostra Madre, l'Immacolata Vergine Maria,
accorda a tutti noi che ricorriamo alla sua materna protezione la liberazione dei mali che ci affliggono. Liberaci dalla potenza delle tenebre, affinché viviamo nella libertà dei figli di Dio e nella gloria di Cristo risorto. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima, divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore, e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro. Lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengo prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa. Chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo 3 Ave Maria per tutte le persone che operano in prima linea. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 3 L'eterno riposo per tutti i defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore.
Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Ci ritroviamo alle ore 15 per la recita della coroncina della Divina Misericordia. Grazie a tutti e buona giornata.